Buongiorno e bentornati a Mattino Verona. Siamo di nuovo in diretta con tutti voi, con tutti gli spettatori e gli ascoltatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di turismo, il comparto che nel 2020 è stato forse il più flagellato dalla pandemia di Covid-19. Secondo quanto dimostrano i dati della Regione Veneto, il 2020 si è chiuso con un meno 61,1% degli arrivi e un meno 54,4% delle presenze. Tra le più colpite ci sono le città d'arte come Venezia e anche la nostra Verona, che ha registrato numeri in netta discesa con il 58,4% delle presenze in meno. Un'altra grande vittima di questa pandemia però è stata la montagna. Le piste e gli impianti sciistici che avrebbero dovuto riaprire il 17 febbraio scorso sono state chiuse ancora prima di riaprire dall'ultimo provvedimento governativo. Le perdite a livello nazionale su questo comparto sono stimate in circa 9,3 miliardi di euro, mentre per la sola montagna veneta si stimano circa 900 milioni di euro di perdita. E allora, per parlare di questo e di tanto altro siamo in collegamento con Alberto Camposilvan di Assoturismo Confesercenti Veneto. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, dunque, come dicevamo, la stagione turistica invernale è praticamente da archiviare. Quali sono le perdite per il settore alberghiero, che è tuttora uno dei comparti più in sofferenza? Come diceva lei prima, sono veramente enormi le perdite che abbiamo avuto, sia dall'anno 2020 e quest'anno è partito ancora peggio, diciamo, anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere tanta neve in montagna, quindi si paventava un recupero perlomeno di quello che si era perso nel periodo estivo dell'anno scorso. Invece con i DPCM che sono usciti proprio all'ultimo minuto hanno castigato veramente le nostre attività, e non solo le nostre, perché pensi solo agli impianti di risalita e tutto quello che ne compete attorno. Quindi se l'anno scorso è stato veramente difficile, quest'anno non è cominciato bene. Certo. Ecco, al netto delle riaperture estive del 2020 e dei protocolli di sanificazione e sicurezza imposti dal governo per ristoranti e anche alberghi, ce lo ricordiamo, a cui è seguita però la chiusura poi dei confini, qual è l'umore degli albergatori su questo fronte? Ma guardi, noi da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile, secondo i DPCM che sono usciti, per metterci nelle condizioni di ospitare i nostri clienti nella sicurezza totale, per il limite che si può dare a questa parola. Però sinceramente le dico che adesso trovarsi all'ultimo minuto a dover chiudere le nostre strutture per vari motivi, pensi solo al fatto anche della ristorazione: possiamo lavorare a mezzogiorno ma non possiamo lavorare la sera, e noi, le nostre strutture sono in sicurezza perché noi abbiamo rispettato, come dicevo prima. Però va così, dobbiamo adeguarci e speriamo solo che lo Stato, diciamo il governo, adesso si è insediato il nuovo governo, ci dia perlomeno una mano sui ristori e che capisca finalmente le difficoltà in cui noi siamo caduti con questa pandemia e con i DPCM che ne sono conseguiti. Ecco, proprio sul fronte dei ristori, insomma, per l'anno 2020 è stato fatto qualcosa nei confronti degli albergatori? Insomma, sono arrivati dei ristori oppure, insomma, sono arrivati, magari erano insufficienti? Guardi, nel 2020 sono arrivati ed erano insufficienti, ma nella maniera più assoluta. Nel 2021 per il momento si sta solo parlando, ma di effettivo non è arrivato nulla, per cui molte strutture, magari anche le più piccole, si trovano veramente in difficoltà, e finirà che, se non arriva in velocità qualcosa, finirà che chiuderanno e chiuderanno per sempre, e questo è un danno enorme per il turismo a livello non solo locale ma a livello italiano. Certo. Ecco, per quanto riguarda invece una delle possibili soluzioni, insomma, concludiamo sul turismo di prossimità, insomma, può essere una soluzione per gli albergatori oppure anche qui si tratta di una soluzione insufficiente? Allora, il turismo di prossimità può essere per la ristorazione una soluzione, diciamo, momentanea. Per quel che riguarda gli albergatori, invece, questo è una cosa molto molto difficile da poter valutare, perché la prossimità, uno si muove in giornata, si muove, non so, forse per un sabato, per una domenica, un mercoledì, tanto per darle l'idea. Però noi abbiamo bisogno di persone che rimangano in albergo per fare dei numeri e per poter dare indotto nelle nostre località.
Certo. Ecco, chiudiamo proprio con insomma un auspicio, insomma, se lei dovesse insomma dare un messaggio di speranza, un messaggio di auspicio per il prossimo futuro, quale sarebbe? Io dico a me stesso in primis e a tutti i miei colleghi, cerchiamo di fare squadra, di farci sentire ancora di più nelle varie sedi, sperando che questa pandemia e questi vaccini che stentano ad arrivare arrivino il prima possibile. Speriamo che il nostro governatore da questo punto di vista, come si è mosso bene in questi tempi, riesca a farsi sentire a Roma ma anche in Europa. Assolutamente, noi ci uniamo insomma al suo messaggio d'auspicio e nel frattempo insomma ringraziamo e salutiamo Alberto Camposilvan, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi di avermi ospitato, buona giornata. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora alle 8:15 con il nostro secondo ospite per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.